Buongiorno a tutti ragazzi, è in arrivo un'altra perturbazione, stavolta accompagnata da correnti molto più fredde che potranno portare ragazzi la neve anche a quota molto bassa, addirittura quasi fino in pianura. Durante la giornata di mercoledì si aspettano le prime nevicate sulle Alpi centro-orientali a partire più o meno dai 600-700 metri di quota, specie sulle valli dell'Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ragazzi. Quindi a Cortina e D'Ampezzo sono attesi più o meno una ventina di centimetri di neve fresca entro stasera e prestare attenzione quindi alla viabilità, quindi mettete le gomme per la neve, catene, ma non so in che parte d'Italia abitate, comunque mettete le gomme quelle per la neve, se abitate da queste parti poi, Però la vera sorpresa potrebbe arrivare giovedì 14, quando è in discesa dal nord Europa un altro maltempo ancora più intenso e stavolta potrebbero cadere i primi fiocchi di neve sulle colline del Piemonte e anche durante la serata potranno fare la comparsa anche su Cuneo e addirittura sulla città di Torino, quindi proprio diciamo a bassa quota, quindi successivamente il peggioramento si estenderà al resto del centro-nord con nevicate diffuse su tutto l'arco alpino. Diciamo sono previsti accumuli in alcuni importanti, diciamo ragazzi, località montane, Breuil, Cervina, Madesimo, Morbio e Livigno, questo è Valtellina, Madonna di Campiglio, Canazei e Sod, quindi Trentino Alto Adige e Bolzano, quindi sono previste a Cervina 50 cm di neve. Poi Madesimo, Borbio e Livigno, che è la Valtellina, più o meno sui 30 cm. Madonna di Campiglio, Trentino, oltre i 60 cm. Poi ci sta Canazei, sempre Trentino, fino a 50 e poi ci sta Solda che è Bolzano, più o meno sui 30 cm. Poi per tutto il weekend ragazzi il tempo peggiorerà nuovamente con nevicate oltre 1000 metri di quota, quindi sarà proprio una settimana perlomeno al nord ragazzi con nevicate che si spera anche a bassa quota. Qua si parla di Torino città, quindi può darsi che anche altre città come Torino, che ne so, Cuneo, queste qua, diciamo ci sono stato, io lo so quando fa la neve a Torino, non è che lo fa solo a Torino città, lo fa a Rosta, al Collegno, a Rivoli, Val di Fassa, Val di Fiemme, ci sono stato e quindi so che lì incominciano le prime nevicate. Già amici miei mi hanno mandato delle foto delle montagne che già sono innevate, quindi già sta incominciando a fare la neve sopra. Gli amici miei della Val d'Aosta mi hanno mandato delle foto, i ragazzi del Trentino Alto Adige hanno fatto il banco insieme a me, stavamo fianco a fianco con me, loro sono proprio di Trento e lì ci sta la neve. Diciamo che da quelle zone, da quelle parti, massima attenzione e attrezzarsi, diciamo, per l'auto con le gomme o eventuali catene. Vabbè ragazzi, ci sentiamo e come sempre dopo farò quello del meteo, vediamo anche se lo dico in partenza sarà una settimana piena di pioggia, quindi per il resto del centro e del sud porterà pioggia. Vabbè, ma questo ve lo dirò dopo, voglio fare prima una ricerca sul satellite e poi facciamo il video. Ciao a tutti.